Il vescovo della diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo, Monsignor Gerardo Antonazzo, nell'ambito della sua visita pastorale ha incontrato mercoledì 4 marzo il sindaco di Sora Roberto De Donatis, la giunta, il consiglio comunale e i dipendenti dell'ente. Nel corso dell'incontro, svoltosi nella gremita sala consiliare del Palazzo Comunale, il vescovo ha voluto evidenziare il suo amore per la città ed esprimere un segno di gratitudine e apprezzamento per l'importante lavoro svolto a servizio della comunità, sottolineando come la dottrina della Chiesa abbia sempre guardato alla politica con attenzione. Abbiamo avuto questo incontro molto proficuo dal punto di vista del dialogo, della reciproca stima e anche sinergia nel convergere al servizio di una comunità amata e che merita tutto il nostro impegno intelligente ma anche cordiale, un impegno cioè che investe la nostra mente nella creatività della lettura delle situazioni e delle risposte da dover dare, e il cuore perché è un territorio che merita l'amore, il rispetto, la considerazione, la generosa dedizione al servizio della comunità. Io ringrazio sentitamente il signor Sindaco De Donatis con gli assessori e tutta l'amministrazione, anche coloro che hanno voluto benevolmente partecipare di questo momento, perché ho respirato un afflato di stima reciproca senza dubbio, ma anche di una volontà proficua e di un'applicazione ulteriore nel compiere il proprio mandato amministrativo. Compierlo significa quella politica intelligente. Abbiamo parlato con le parole della dottrina sociale della Chiesa di una politica come arte nobile e difficile. Quindi la dedizione richiede fantasia e creatività, se no non è un'arte, è l'arte di arrangiarsi, ma non è arte. È nobile perché deve ispirarsi a dei principi di alto profilo che mettano al centro la persona e la sua dignità. E poi difficile perché l'incomprensione o l'ingratitudine è pressoché diffusa lì dove magari i propri interessi personali non sono serviti, perché una pubblica amministrazione non può asservirsi agli interessi personali e quindi scatta quel senso anche di ingratitudine e di poca riconoscenza con cui poco si riconosce l'impegno e il sacrificio di chi è deputato a servire con maestria ma anche con molta umiltà la vita di una comunità civile. Il primo cittadino ha ringraziato il vescovo per la visita e per il rapporto di vicinanza e collaborazione che c'è tra la Chiesa locale e la comunità cittadina, definendo le sue parole illuminanti. È un'occasione straordinaria di incontro dal quale, dalle parole illuminanti di Sua Eccellenza, ma anche dalla sua presenza, che è un dono per tutti noi, abbiamo raccolto una riflessione su quelli che sono i compiti e le responsabilità soprattutto di chi oggi rappresenta un'amministrazione, anche di un ente locale, che con tutte le difficoltà che esistono, ma in primis mettendo al centro della propria azione il senso di appartenenza alla comunità e la responsabilità che deve esprimere quel bene poi nelle proprie decisioni, nelle proprie scelte, seppur aspramente discusse nella sede nella quale oggi abbiamo avuto la visita, che è il Consiglio Comunale. Poi alla fine devono trovare le migliori sintesi per raggiungere quegli obiettivi che sono il bene della nostra comunità. Al termine della visita pastorale, il sindaco ha donato al vescovo Antonazzo una medaglia in bronzo dell'artista Egidio Ambrosetti, raffigurante uno scorcio della città di Sora.